Bentornati in questo aggiornamento con le previsioni meteo. Un fronte temporalesco in arrivo tra sabato sera e la giornata di domenica soprattutto agirà sulle regioni nord-occidentali in primis, ma anche sul Veneto centro-occidentale e prealpi con forti temporali, mentre il sud Italia godrà di caldo intenso. Possiamo notare dalla grafica appunto la situazione con il fronte temporalesco che agirà sulle Alpi colpendo anche il nord dell'Italia, quindi anche il Triveneto, il Piemonte, la Lombardia, il Trentino, queste le aree più colpite. Rimarrà a secco l'Emilia Romagna e la Toscana. Come vediamo, il fronte temporalesco poi agirà e si allontanerà verso nord-est, lasciando spazio quindi alla rimonta anticiclonica che avevamo accennato nel video precedente, con il caldo africano che tornerà protagonista con valori pronti a schizzare oltre i 33 gradi sulla Val Padana, anticiclone sempre protagonista che avanzerà e giungerà al culmine da metà settimana soprattutto sulle regioni centro-meridionali con temperature oltre i 37-38 gradi. Insomma, tornerà il caldo africano vero e proprio, poi con questa collocazione di questo minimo depressionale sulla Gran Bretagna che potrà determinare poi un weekend con il possibile cedimento del campo anticiclonico africano, ma bisognerà valutare attentamente questa evoluzione. Intanto si approfondirà e bisogna tenere d'occhio anche questa depressione sulla Gran Bretagna, ove ricordiamo qui che è una piovosità molto sopra la norma rispetto al scorso anno. Innanzitutto possiamo vedere nella giornata di domenica l'evoluzione con l'avvicinamento del fronte temporalesco che porterà temporali già dalla serata di sabato sulle prealpi piemontesi lombarde, sulla Val d'Aosta e poi nel pomeriggio con lo sviluppo di multicelle anche sulle pedemontane prealpi del Veneto e su tutto quanto il Trentino, poi nel pomeriggio sviluppo di multicelle anche sul resto dei settori della Lombardia, condizioni che poi vedranno l'esaurirsi delle precipitazioni entro la serata, poi con il clima che tornerà caldo con bel tempo nella giornata di lunedì con solo qualche piovasco innocuo sulle Dolomiti. Insomma, tornerà poi la stabilità vera e propria. Ma vediamo nel dettaglio la giornata di domenica, il peggioramento atteso proprio nelle prossime ore con la fase delle precipitazioni che nella nottata agirà sul nord-est del Veneto e soprattutto sull'asse da Torino fino alle alte pianure lombarde. Avremo nella nottata la possibilità di nubifragi e grandinate sull'Alto Novarese, sull'Alto Lario e la Valtellina, fenomeni in sconfinamento poi in giornata nel pomeriggio sulle pianure piemontesi e lombarde. Come vediamo, il fronte agirà soprattutto a partire dalle ore pomeridiane con lo sviluppo di temporali non solo appunto sulle prealpi venete e sul Trentino, ma notiamo anche su tutte quante le pianure del Piemonte e della Lombardia, fenomeni qui anche forti associati come a grandinate di piccole medie dimensioni. Le condizioni saranno invece più soleggiate e asciutte lungo le coste sul basso Veneto e come vediamo in serata potranno ancora stazionare dei rovesci tra la Lombardia e il Piemonte, soprattutto sulle medie pianure da Milano a Verona potranno stazionare questi fenomeni e le precipitazioni tenderanno poi ad attenuarsi nel corso della serata con il ritorno a bel tempo nella nottata di lunedì per l'approfondimento quindi dell'anticiclone africano. Condizioni che vedono quindi un ritorno all'anticiclone africano dopo questa pausa instabile con temperature oltre i 38 gradi sulle regioni meridionali, oltre i 32-33 gradi sulla Val Padana, quindi avremo condizioni di caldo afoso e quindi bisogna fare molta attenzione nei grandi centri urbani lungo le coste. Anche nelle ore serali avremo il disagio provocato dall'afa, quindi che porterà ad un alto tasso di umidità. Quanto durerà ancora difficile stabilire la durata, ma bisogna valutare nel weekend un indebolimento sulle regioni settentrionali sotto la spinta di nuove perturbazioni atlantiche, ma vi aggiorneremo nel corso delle prossime edizioni. Rimanete come sempre aggiornati.